stamane all'entrata del centro commerciale di Mestre un bandito armato tenta di assaltare un furgone portavalori, sparatorie con la guardia giurata, il vigilante ferito e il rapinatore arrestato. La voce dei clienti terrorizzati dopo la sparatoria, il racconto del collega della guardia giurata ferita, il direttore del centro commerciale, mai accaduto in 25 anni. Al netto degli aiuti erogati fino ad ora, famiglie e imprese venete pagheranno per luce e gas 10 miliardi di euro in più del 2021, l'allarme della CGA di Mestre. A Ponte nelle Alpi, nel Bellunese, la storia della titolare di un bar che ha deciso di chiudere a causa dei rincari dopo il Covid. Un'altra batosta racconta: fa male ma non posso fare altro. Tenta di fermare la vettura che si muove dopo essere stata parcheggiata ma viene travolto dentro il fossato. Automobilista salvato dai vigili del fuoco, è successo a Santa Maria di Sala. Armati di flessibili smontano e rubano l'autovelox in una via di Mussolente nel Vicentino, 2 diciottenni denunciati dai carabinieri. Inaugurata ufficialmente a Gresignano di Zocco la Fiera del Socco, la più antica del Veneto, taglio del nastro, avviato la Kermesse dopo 2 anni di sospensione per il Covid. Cala il sipario sulla mostra del cinema di Venezia, a breve le premiazioni. Per il Leone d'Oro favorito il film del regista iraniano Panahi, dissidente nel suo paese. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto e dunque in primo piano la cronaca dei momenti di terrore vissuti questa mattina. Lo abbiamo raccontato proprio in diretta nella nostra prima edizione, l'assalto, il tentato assalto da parte di un bandito armato solitario a un furgone portavalori che si trovava all'entrata, nelle vicinanze dell'entrata del centro commerciale che tutti conoscono come ex Auchan, il centro commerciale Conad Porte di Mestre. C'è stata appunto una sparatoria, momenti di panico, il bilancio è di una guardia giurata ferita, fortunatamente se la caverà, e di un bandito arrestato. Attimi di paura qui questa mattina all'ex centro commerciale Auchan, oggi spazio Conad. Alle 11 meno un quarto circa qui si è consumata una sparatoria. Una guardia giurata di 59 anni della Civis è stata colpita da un uomo, un sardo residente a Udine, poi arrestato. 2 colpi zona inguine, uno andato a vuoto. In un sabato mattina assolato con decine di persone che entravano e uscivano dal centro commerciale. Tutto è accaduto nell'accesso di servizio che dall'interno del centro commerciale porta all'esterno dove si trovava il furgone portavalori. Ecco perché chi si trovava qui ha sentito nettamente gli spari e si è spaventato. Sarebbero stati 3 in tutto contro la guardia giurata, poi portata all'ospedale di Mestre, operata e ora fuori pericolo. Secondo una prima ricostruzione, quando il 59enne, che avrebbe dovuto effettuare un prelievo da una cassa continua, si è accorto di ciò che stava succedendo, ha cercato di fermare il bandito colpendolo alla testa col calcio della pistola. A quel punto lui ha risposto sparando. Tanta paura tra i clienti e i dipendenti all'interno del centro. Qualcuno l'ho fatto entrare dentro perché erano tanto spaventati, una signora stava quasi svenendo e poi sì, ripeto, non ho visto più di tanto. Non sapevamo se erano i palloncini, perché a volte fanno delle promozioni con i palloncini, se era qualche vetrina che era scoppiata, e poi abbiamo capito che però erano spari perché abbiamo visto la gente correre, allora ci siamo riguardati, tutto qua. Abbiamo sentito questi 3 spari, le persone che scappavano, alcuni sono caduti a terra, sicuramente si è scatenato il panico e poi abbiamo visto intervenire appunto i nostri addetti alla sicurezza. Sul posto sono giunte immediatamente le volanti della polizia con la scientifica e il questore Masciopinto. Poi è arrivato il direttore che ha messo a disposizione degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali si riuscirà a capire l'esatta dinamica. È la prima volta che è accaduto al centro commerciale, in 27 anni di storia non è mai accaduta una cosa del genere, quindi ci troviamo ad affrontare anche una nuova situazione. Siamo a completa disposizione delle forze dell'ordine, stanno approfondendo ovviamente le dinamiche per capire ovviamente tutti gli aspetti particolari di questa tipologia di assalto. È un evento eccezionale, quindi stanno approfondendo. Prima di continuare con la cronaca, o meglio, prima di aprire la pagina dei rincari, delle bollette, una notizia di cronaca che poi verrà ampiamente, vi racconteremo ampiamente nel telegiornale di Venezia e poi anche in quello di Treviso, soprattutto in quello di Treviso, una tragedia avvenuta a Cavallino Treporti, dove un 66enne trevigiano, Giuseppe Viscuso, è morto durante, poco dopo l'immersione
a largo, un appassionato di sub insieme a un gruppo di amici appassionati appunto di sub si è immerso al largo di Cavallino Treporti. Poi quando si sono presentate le prime difficoltà gli amici l'hanno aiutato a risalire sul gommone, ma il 66enne è morto poco dopo. C'è stato anche l'intervento poi della Guardia Costiera, ma per il 66enne Giuseppe Viscuso trevigiano non c'è stato nulla da fare. Vi ripeto, nel telegiornale di Venezia e in quello di Treviso vi racconteremo nei dettagli la dinamica di questa tragedia avvenuta a Cavallino Treporti. La pagina dedicata all'economia e ai rincari delle bollette, c'è uno studio della CGA di Mestre molto chiaro, e cioè che i veneti, imprese e famiglie, nel 2022 pagheranno per gas e luce 10 miliardi in più rispetto allo scorso anno. Una cifra definita spaventosa dallo stesso centro studi della CGA di Mestre che l'ha elaborata. Al netto degli aiuti sin qui erogati, quest'anno famiglie e imprese venete pagheranno luce e gas 10 miliardi in più del 2021. A livello nazionale la stima si allarga ad oltre 82 miliardi e mezzo di euro in più, pari a circa la metà del PIL annuo del Veneto. Secondo la CGA, per mettere in sicurezza il Paese, entro la fine dell'anno bisognerà intervenire con almeno 30 miliardi di nuovi aiuti, ma per non incorrere in uno scostamento di bilancio, l'atteso decreto aiuti ter del governo Draghi dovrebbe portare in dote non più di 12-13 miliardi. Rischiamo che l'Unione Europea raggiunga l'accordo sul tetto al prezzo quando il gas non ci sarà più. Di conseguenza dobbiamo ricorrere subito allo scostamento di bilancio e ristorare famiglie e imprese con altri 15-20 miliardi di euro. Se i primi 12-13 miliardi di aiuti sembrano essere stati recuperati dal governo senza dover ricorrere a nuovo debito, secondo la CGA di Mestre, vista la gravità del momento, non sarebbe un'eresia ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio per ricavarne almeno altri 15-20. È inimmaginabile che con una spesa pubblica annua di 1.000 miliardi non possiamo recuperarne qualche decina per salvare famiglie e imprese. E ovviamente i riflessi sono tanti, l'abbiamo raccontato, lo stiamo raccontando nei nostri telegiornali in queste settimane, ormai in questi mesi. Uno dei riflessi è sulla scuola, o meglio sulle scuole paritarie. Il calcolo di un possibile aumento delle rette fa scendere la FISM sulle barricate. Le bollette le porteremo alle istituzioni locali. Non possiamo pensare di aumentare le rette di questa cifra, ci rifiutiamo di farlo. È ora di avere giustizia dalle istituzioni della Repubblica. La denatalità, la pandemia, ora il caro energetico. L'anno scolastico 2022-2023 per le scuole dell'infanzia paritarie si apre con l'interrogativo cruciale su a chi spetti pagare l'aumento delle bollette, se alle famiglie o alle istituzioni. A convegno a Quinto, di nuovo in presenza, quasi 1.000 tra insegnanti, educatrici e coordinatrici delle oltre 200 scuole della FISM trevigiana, 7 quelle che già durante l'estate avevano annunciato la loro chiusura, tra costi lievitati e cali di iscritti. Dal 2008 a oggi le paritarie trevigiane hanno perso 6.278 bambini, vale a dire il 32% degli alunni. Attualmente i conti non è che siano tutti in negativo, però sicuramente ci sono scuole con 2 sezioni che chiaramente soffrono, perché i costi di gestione sono gli stessi per 2 sezioni che per 4 sezioni. È chiaro che queste sono in difficoltà e vanno assolutamente aiutate. Siamo arrivati a un momento cruciale e il momento cruciale è in questo momento gli aumenti dei costi energetici, che impattano, secondo una stima che è stata fatta, per 400 euro di maggior costo a bambino l'anno. Significherebbe per le nostre scuole, per reggere, pensare di aumentare le rette dai 40 ai 60 euro, tenuto conto anche dell'inflazione e del resto. Per noi è inaccettabile. La legge del 2000, che prevede la parità finanziaria con le statali, va finalmente applicata, sottolinea Rubinato, che si è rivolta direttamente al governo. In questo momento a Roma si discute su un nuovo decreto aiuti. Ho chiesto al ministro Bianchi di sollecitare il governo. Non possiamo aiutare le famiglie a pagare le bollette semplicemente a casa loro, va bene, ma poi costringerle a pagare un aumento di 40-50 euro sulle rette dei bambini che vanno alla scuola dell'infanzia. Accogliere i bambini rimane una sfida impegnativa, dunque, anche in questo nuovo anno scolastico, che dovrebbe essere quello del ritorno alla normalità dopo il Covid. Fondamentalmente torna pienamente
sicuramente anche per la scuola dell'infanzia la presenza e il contatto tra i bambini e anche i momenti di socialità tra tutti i frequentanti della scuola. Gli effetti sugli esercenti, abbiamo raccontato nei giorni scorsi a Padova gli esercenti che portavano le chiavi dei loro negozi in tribunale. C'è chi nel Bellunese, a Ponte nelle Alpi, ha invece deciso di chiudere per sempre. La storia appunto viene raccontata nel prossimo servizio. Chiude il bar Faibel di Via Cadore, vittima del caro bollette. Sembra una storia piccola, ma non lo è. E non solo per la giovane titolare, perché potrebbe diventare la storia di tanti, troppi di noi. Ultimo giorno di attività per un bar, quanto pesa in questa decisione il caro bollette? Tutto. Tutto. Di quanto sono aumentate? Beh, del triplo più o meno, da 300-400 a 1.200 euro. E diventano prezzi insostenibili? Sì, anche perché quest'inverno diventeranno ancora il doppio, pensando al riscaldamento e tutto il resto. Hai sentito colleghi altri con gli stessi problemi? Sì, ce ne sono. Io non è che poi indago troppo sulle cose, io penso un po' a quello che è successo a me, però ne ho sentiti, sì. Certo, si deve guardare avanti, ma averci provato ed essere sconfitti non dal non essere capaci. Il bar era pieno di avventori, ma da rincari causati da motivi comunque sia lontanissimi dalla nostra vita quotidiana non è facile da accettare. Io sono partita poco prima del Covid, quindi già è stata una batosta lì, dopo 4 mesi diciamo è arrivato il Covid e già lì una chiusura, quindi un po' una cosa dietro l'altra. Quanto male fa? Abbastanza, molto, molto. La politica, allora, le risposte della politica quali sono? Mentre si sta arrivando ormai Giorgia Meloni a Mestre in una affollatissima piazza Ferretto, continua il tour di Carlo Calenda, leader del Terzo Polo in Veneto, oggi era a Vicenza. Siamo in Veneto, economia e autonomia. Vabbè, autonomia, signori, dovete chiedere a Salvini, perché la Gelmini che è candidata con noi aveva finito il progetto, andava approvato dal governo Draghi, Salvini l'ha fatto cadere, quindi possiamo dire semplificando che Salvini ha fatto cadere l'autonomia. La ricetta economica come potrebbe essere? Guardi, le imprese mi conoscono abbastanza bene, da impresa 4.0 alla deducibilità della componente di salari sull'IRAP, all'IRES, al salario di produttività, e sono tutti provvedimenti che noi intendiamo rilanciare dopo che i 5 Stelle l'hanno distrutti. Qui però il tema fondamentale è l'energia, e sull'energia sono 20 giorni che io sto dicendo a tutti che bisogna interrompere la campagna elettorale e aiutare Draghi a intervenire. La Gran Bretagna è intervenuta, la Germania è intervenuta, ma hanno un governo nel pieno dei poteri. Noi non ce l'abbiamo, sempre grazie a Salvini, Berlusconi e Conte. Non hanno voluto farlo, continuano a dire no al rigassificatore di Piombino che ci serve per non rimanere senza gas. Siamo davanti a una campagna elettorale che è delirante. Ieri si sono occupati di Peppa Pig, questa è la situazione. Sostegno alle famiglie, subito dopo l'autonomia. Tutto questo si poteva già fare. Carlo Calenda fa solo demagogia. Risponde così Gianangelo Boff della Lega oggi nella nostra prima edizione alle parole del leader del Terzo Polo. Per il sostegno alle famiglie, per il sostegno alle imprese, tutti i partiti, ivi compresi anche Fratelli d'Italia, che prima era all'opposizione, si sono messi a disposizione per votare un provvedimento che aiuti subito le famiglie e le imprese per le bollette, per l'energia, eccetera. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, è solo demagogia che sta facendo Calenda per nulla, perché Draghi in questo momento ha ancora più potere di prima, con la maggioranza parlamentare che ha, sostenuto da tutti, può fare quello che vuole, non ha nessun problema e viene sostenuto. Che non mi stia a venire a contare le storie dell'orso Calenda sull'autonomia, non c'era la volontà di fare l'autonomia. Io sono convinto che è sorta anche un po' una polemica, diciamo, in questi giorni tra noi e Fratelli d'Italia, con i quali non abbiamo mai polemica. È ovvio che possiamo avere delle priorità
crediamo tutti allo stesso progetto di Stato, possiamo avere delle priorità diverse, ma siamo sicuri che anche gli amici di Fratelli d'Italia tengono l'autonomia e la ritengono non come un'urgenza ma come una priorità. È ovvio che in questo momento anche per noi l'emergenza sono le bollette, sono la situazione che dobbiamo stabilizzare e dopo si comincia a parlare delle riforme istituzionali. E tanto è importante il presidenzialismo, tanto quanto è importante l'autonomia, che devono essere fatti in parallelo. Prima però dobbiamo risolvere l'emergenza del Paese, su questo siamo convinti tutti quanti, insomma non è che nessuno di noi è scellerato, sprovveduto. Non esistono più le roccaforti, soprattutto di una sinistra che ha rinunciato a credere in qualsiasi cosa, che infatti fa una campagna elettorale parlando solo di noi perché non ha niente da raccontare sui propri contenuti. Addirittura nel programma del PD si fa il nome mio. Così a Mestre la leader di Fratelli d'Italia è arrivata, Giorgia Meloni, ai giornalisti che le facevano notare una piazza piena per lei, quando un tempo questa era la terra della Lega. Scusate un secondo. Spero che la Lega aggiunto vada molto bene. Per me è molto importante che ci sia una maggioranza forte eventualmente se dovessimo vincere per il prossimo governo. Queste le prime parole a Mestre di Giorgia Meloni. In prima edizione, sempre nel nostro spazio della mattina, c'era un'altra candidata di Fratelli d'Italia, Marina Marchetto Aliprandi. Sentite. Autonomia e presidenzialismo vanno di pari passo, ma bisogna prima dar da mangiare alla gente, salvare le famiglie, salvare le persone, anche le fasce più deboli. Penso al disagio in cui versano tante famiglie, che magari alle quali non vengono corrisposti dei sussidi, che per dignità non si rivolgono al comune. Ecco, e qui mi rivolgo agli enti locali, l'importanza che hanno gli enti locali, perché solo loro conoscono concretamente, capillarmente le esigenze di ogni famiglia. Non è che con un'autocertificazione tu possa dire ho diritto a tot, no, ecco, quindi l'importanza e tutta la mia deferenza a chi conduce, ai sindaci e agli amministratori locali. Quindi ci sono delle necessità, e queste delle bollette, delle famiglie sono una necessità, perché non è tanto il riscaldamento. È una priorità. Risolvere. È una necessità risolvere subito. Quindi, e poi saranno priorità, presidenzialismo, autonomia, sulle quali siamo perfettamente d'accordo con gli amici leghisti, tanto è vero che quando hanno proposto il referendum compattamente siamo andati a votare. Dal caro energia all'autonomia, anche le parole di Luigi Brugnale, il presidente di Coraggio Italia, oggi a Vicenza, la formazione appunto fucsia che si trova nella lista Noi Moderati. Sentiamo le sue parole. Il primo aiuto da dare è alle imprese quelle piccole o grandi, penso al fruttivendolo piuttosto che al ristoratore, chi ha le celle frigorifere, al pescivendolo, al macellaio, perché è chiaro che quei costi diventano insopportabili e verrebbero scaricati sui beni di consumo. Ma poi penso alle grandi aziende energivore, grandi o piccole, dobbiamo dare delle precedenze. Il governo ha messo 12 miliardi, bene, diamo delle precedenze, non facciamo soldi a pioggia come sempre, scegliamo, e ci vuole la competenza tecnica, bisogna tornare alla competenza. Dobbiamo votare persone che hanno un curriculum che dimostri la loro competenza. Se tu vuoi un ministro della salute devi mettere un medico, un professore, una persona che si intende di medicina. Se vuoi mettere un ministro alla pubblica istruzione devi mettere un professore universitario, un letterato, qualcuno che se ne intende. Se vuoi mettere una persona ai lavori pubblici metterai un ingegnere, un architetto, un impresario edile, qualcuno che li ha fatti questi lavori, per non essere preso in giro e perché i lavori quando cominciano vengono finiti. L'autonomia deve essere fatta e non è un tema solo locale, perché è interesse di tutta l'Italia che il Veneto e altre regioni possano sviluppare la propria autonomia, perché è l'autonomia del fare e il senso di responsabilità che si trovi veramente nei singoli. Dobbiamo accorciare la filiera del comando, dobbiamo sapere di chi è la responsabilità delle varie cose, questo è il senso dell'autonomia e questo interessa a tutto il Paese. Parallelamente a livello nazionale noi pensiamo che ci possa essere un coordinatore poi delle regioni che può essere il Presidente della Repubblica o il semipresidenzialismo come si dice, votato direttamente agli italiani, in maniera tale che non perdiamo unità nazionale, diamo forza ai territori, il Veneto ha votato per l'80% e sono troppe i tempi che stiamo aspettando, perché adesso i veneti si devono prendere la propria autonomia e poi andiamo a Bruxelles a difendere i nostri interessi, perché le reti da pesca larghe 10 cm per 10 per pescare i tonni a noi in Adriatico non vanno bene, perché noi peschiamo le sardine e allora i nostri interessi qualcuno li deve difendere.
Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo la cronaca. Rieccoci in diretta, torniamo alla cronaca. Tenta di fermare l'auto che si muove dopo essere stata parcheggiata. Evidentemente il freno a mano era stato tirato male o non era stato tirato, ma viene travolto e trascinato dentro il fossato con il mezzo sopra che lo blocca. Salvato dai vigili del fuoco un automobilista, è successo stamane alle 9:30 a Santa Maria di Sala. L'uomo si trovava presso il distributore, ha visto l'auto muoversi, ha tentato di opporsi ma è stato trascinato nel fossato, al momento fortunatamente con pochi centimetri d'acqua. I pompieri sono arrivati da Mira e con l'autogru da Mestre hanno prima sgravato il peso agganciando l'auto con un paranco, poi sollevando parzialmente, come vedete nelle immagini, la vettura, e poi si sono presi cura dell'uomo, che è stato stabilizzato e portato in codice rosso all'ospedale all'Angelo di Mestre. A Mussolente invece, nel Vicentino, un furto davvero singolare. 2 diciottenni sono stati denunciati. È stato grazie alla segnalazione di un residente che i carabinieri di Bassano sono riusciti a identificare e denunciare gli autori del furto del velo OK collocato in via Piana d'Oriente a Mussolente. L'episodio risale allo scorso 2 settembre, quando il testimone, rincasando, sentì il rumore di un flessibile in azione, scorgendo in lontananza 2 sagome accovacciate davanti alla colonnina dell'auto Velox. Alcuni minuti dopo notò 3 utilitarie sospette e, pensando che potessero avere una relazione con l'evento, riuscì a rilevare il numero di targa di uno dei veicoli. Indizio questo provvidenziale per i militari, che hanno individuato l'auto in questione e il relativo proprietario, ricostruendo quanto era avvenuto. Identificati così 6 giovani, 2 di loro diciottenni del posto, denunciati per furto aggravato in concorso perché ritenuti gli autori materiali del colpo, mentre gli altri 4 risulterebbero estranei alla vicenda. La colonnina è stata recuperata e riconsegnata al sindaco di Mussolente. Restiamo nel Vicentino, ma cambiamo decisamente argomento. Andiamo a Grisignano di Zocco, aperta ufficialmente con l'inaugurazione della più antica fiera del Veneto dopo 2 anni di stop. Cultura, costumi e tradizioni che si rinnovano nella più antica fiera del Veneto, la Fiera del Soco, che riparte dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia. Oggi ad inaugurarla le autorità nel luogo simbolo al confine tra le province di Padova e Vicenza, dove secondo la tradizione apparve la Madonna a 2 contadinelli attorno al XIII secolo, momento che diede origine alla fiera. Evento che quest'anno più che mai si rivolge al territorio parlando di ripresa. La fiera ha traguardato nel tempo, perché noi abbiamo fatto una politica abbastanza importante che non è significativa solo all'interno del nostro territorio, ma che abbiamo cercato comunque di coinvolgere con accordi di partner commerciali o comunque progetti di marketing territoriali importanti. Quindi abbiamo ospitato molte specialità nel tempo di tutte le regioni italiane, ma siamo andati anche oltre i nostri confini, per cui abbiamo cercato di dare una dimensione veramente importante che possa essere un riferimento proprio per tutti. E noi con la nostra manifestazione, una grossa fiera, ospitiamo tante e tante attività che auguro e auspico e che effettivamente possano avere il loro giusto guadagno, il loro giusto ristoro. Questa fiera è una fiera che dura tantissimi giorni, che muove persone, muove chiaramente l'interesse verso il nostro territorio, magari quello meno conosciuto rispetto al capoluogo, ai comuni più importanti in senso di grandezza. Però muove decine di migliaia di persone, direi anche centinaia di migliaia di persone. Volano per l'indotto economico del territorio, calamita dal Veneto e da tutta Italia migliaia di visitatori e di espositori. Vedere questa fiera cinquecentenaria assente era veramente un dispiacere enorme, e quest'anno con la ripresa siamo tornati a fare il nostro mestiere, cioè di essere supporto a tutte le attività locali che sono un momento di incontro, di aggregazione, di crescita sociale e anche un po' volano per l'economia locale. Questo era uno dei centri dove si commerciava il bestiame, a quel tempo là c'erano i patti, ci si dava la mano ed era come aver firmato di più di un contratto, era l'onore, era la dignità. Dobbiamo ripartire da quei principi, da quei valori e anche da queste zone. Ma alla Fiera del Soco trovano spazio anche la sensibilizzazione a temi sociali e il volontariato. Come Associazione Nazionale Alpini Sezione di Vicenza, la nostra squadra di protezione civile, l'unità di protezione civile, è da anni che collabora per quanto riguarda l'attività della Fiera del Soco e collabora seguendo la questione della sicurezza, insomma, ecco, con la Fiera del Soco.
Siamo in chiusura solo per parlarvi velocemente della mostra del Cinema di Venezia che ha le battute conclusive, è in corso le premiazioni. Vi dico subito che nel telegiornale di Venezia ci sarà il collegamento in diretta telefonica con il nostro Lorenzo Maier per tutti gli ultimi aggiornamenti. In ogni caso quello che ormai traspare è che il Leone d'Oro, come si vociferava da tempo, dovrebbe andare agli orsi non esistono di Jafar Panahi, il regista iraniano, lo sapete, dissidente in Iran, incarcerato dal regime iraniano. Potrebbe esserci anche qualche premio per i film italiani, soprattutto per il film di Luca Guadagnino, che potrebbe portare a casa il Leone d'Argento, stando alle indiscrezioni che cercheremo poi di vederci confermare dal nostro Lorenzo Maier. Potrebbe portare a casa appunto qualche premio, quasi sicuro la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile a Kate Blanchett e quella maschile a Colin Farrell. Questo per gli ultimi aggiornamenti. Vi lascio al meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, ci attende una domenica 11 settembre all'insegna del bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto situazione decisamente buona, protagonista sulla nostra regione sarà il sole. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. In linea di massima non si verificheranno precipitazioni degne di nota. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 11 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 28 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in prevalenza poco nuvoloso, non si esclude qualche locale acquazzone pomeridiano sulla zona montana. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime sui 25-26 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, splenderà spesso il sole, avremo una maggiore variabilità che permarrà lungo la cresta di confine. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 26 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.